Oggi inizia ufficialmente la settimana della sostenibilità, Po Deltas Week 2024, da oggi 20 maggio fino a domenica 26 maggio. Siamo in rete col Festival Nazionale dello Sviluppo Sostenibile, promosso da ASVIS. Questa è la terza edizione, è un'edizione vivace assolutamente. Stamattina abbiamo avuto il primo laboratorio con le scuole, oltre 100 bambini che hanno animato questa meravigliosa idrovora. Nel pomeriggio un convegno e così sarà per tutta la settimana. Le mattinate in generale sono dedicate al mondo della scuola, quindi ospiteremo quasi 700 ragazzi provenienti dai diversi istituti comprensivi del Delta. Avremo anche dei ragazzi ospiti dall'Emilia Romagna. Oggi si parlerà di paesaggio, nei giorni prossimi invece a ruota di mobilità sostenibile, di logistica sostenibile e successivamente di associazionismo, quindi di subsidenza, di formazione e lavoro per i soggetti fragili e di granchio blu, di emergenza granchio blu. Po Deltas Week è partita un po' in punta di piedi nell'ottobre del 2022, lo scorso anno ha un po' preso la corsa e quest'anno speriamo di lanciarci perché di fatto abbiamo avuto un'importante adesione anche da parte del territorio. Quest'anno abbiamo anche degli importanti sponsor. Noi Portoviro siamo i promotori della istituzione e la realizzazione dell'Osservatorio del Paesaggio e Portoviro ne detiene tuttora la presidenza. Quindi in collaborazione con la Regione Veneto e il Comune di Portoviro abbiamo sponsorizzato dal punto di vista economico ma anche strutturalmente questa iniziativa che si presume possa essere un altro grande successo. Soprattutto abbiamo avuto un grande forte coinvolgimento e partecipazione da parte delle scuole e quindi abbiamo trasmesso un segnale e abbiamo dato delle nozioni importanti ai nostri ragazzi che potranno poi fare suo per sviluppare nel loro futuro.